operazione riscatto per la Rotoplas Volano Volley, che oggi nella difficile trasferta di Porto Mantovano è alla ricerca di terminare la serie negativa di 2 sconfitte consecutive prese nelle ultime 2 partite dall'Argentario e dalla Società di Villadoro, provincia di Modena. Amici sportivi, buonasera da Lorenzo Mina Capelli. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Porto Mantovano per la diretta dell'8ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C1, che vede a confronto l'Euromontaggi Group Porto e la Rotoplas Volano Volley. Come detto nell'intro, questa è ovviamente operazione riscatto obbligatoria per la formazione di Luca Parlatini, che oggi è costretta ovviamente a tornare alla vittoria se non vuole perdere il treno delle big, perché ovviamente da un lato abbiamo la società in testa, che è ovviamente la Nardi Pallavolo Volta, che ovviamente è nelle condizioni migliori con 7 vittorie su 7, punteggio pieno, unica formazione del girone C completamente, che è riuscita a portarsi a casa tutti i punti della stagione e a non subire mai una sconfitta, mentre la Rotoplas ha subito qualche sconfitta, e però comunque si sta giocando il secondo posto del girone C1 insieme all'Argentario, a Villadoro Modena e ovviamente all'Euromontaggi Group Porto, che ovviamente è qui pronta per dare battaglia. Allora, noi siamo veramente quasi pronti per la partita di oggi, perché ovviamente c'è tanto di cui parlare, ma ovviamente, come preannunciato, prima di iniziare ovviamente la nostra diretta, ovviamente dovremo presentarvi le ragazze della Rotoplas Volano Volley. Due partite che Lorenzo Mina Capelli non commenta, e sono davvero contento di essere tornato qui a commentare queste partite per voi, perché mancava davvero tantissimo tempo questo commento. Io spero che comunque la diretta vi sia piaciuta nonostante mancasse la telecronaca, però ovviamente io sono tornato qui. Quindi in primis ringraziamo la società del Volano Volley, che ci ha permesso di usare il canale YouTube, e oggi posso dirlo, ringrazio la società che è riuscita anche a portarmi in trasferta per questa partita, visto che erano 2 partite che in trasferta non siamo riusciti a regalarvi il commento, e quindi siamo arrivati a questo momento. Ringraziamo anche il nostro regista Alan Berloffa, che lo vedete inquadrato adesso perché è qui che stava comunque proteggendo la nostra postazione dalle pallonate, e adesso ovviamente gli cedo il posto in regia, quindi aspettate qualche secondo e tra poco torniamo a commentare la partita. Molto bene, allora, dopo esserci fatti, diciamo, questo scambio di cadreghe qui in regia, che come avete capito è una partita davvero importante per la Rotoplas, perché una vittoria da 2 punti o da 3 potrebbe risultare molto importante per la società di Luca Parlatini, perché dato che Villadoro oggi ha perso 0-3 con la Nardi Pallavolo Volta, che quindi ha ottenuto l'8ª vittoria consecutiva ed è ancora l'unica squadra a punteggio pieno del girone C, ovviamente per la Rotoplas sarà veramente importantissimo una vittoria, perché potrebbe allungare un po' il distacco in classifica con le società, perché comunque dal secondo al quinto posto sono davvero richiusi in pochissimi punti. Allora, le squadre sono arrivate sulla linea di seconda per fare il nuovo saluto, che è l'applauso sotto rete, ovviamente senza strette di mano e senza
purtroppo stringersi la mano, andarsi lì il 5 tra le squadre. Quindi vedremo adesso l'inizio di questa partita. Ovviamente non c'è lo speaker in questa palestra, quindi come si dice, non essendoci lo speaker, anzi scusate, in realtà purtroppo non me ne sono reso conto, ma il primo arbitro scusate, il primo l'emozione di tornare in diretta questa. Volevo dire, lo speaker in realtà c'è, solo che era ben nascosto e non lo vedevo. Allora, formazioni delle squadre in campo. Roto Blasvolano col numero 1 Pozzoni. allora stanno chiamando gli starting six delle due formazioni, cominciando ovviamente da quella della Roto Blasvolano Volley, che dovrebbe schierare il sestetto tipo delle ultime partite, quindi Pozzoni, Tresoldi, Barbolini, che è la nostra capitana, Emma Galbero, Elena Bortolotta, Elena Gabrielli e il libero Marta Scannavacca. Questo dovrebbe essere lo starting six abituale della formazione di Luca Parlattini, e ovviamente non hanno recuperato dagli infortuni Jessica De Val e ancora Sabina Perez, che sono ancora ferme ai box. Adesso vediamo la formazione della formazione di Biagio Marone, che schiera Giulia Oriente, Giulia Brignole, poi se vedo bene Maela Fiorellini, Martina Palumbo, il libero numero 12 Andrea Montagnani, probabilmente mi è scappato un numero, anzi ben due, scusate. Adesso proviamo a vedere bene dalla sottorete. La numero 9 Nicole Magenzani. Chiedo scusa, ma siamo in una posizione che è un po' lontana per vedere i numeri. E la numero 10 Anna Paola Ghirardelli, scusate, quindi allora ve li leggo in rapida successione. Numero 6 Giulia Oriente, numero 8 Giulia Brignole, numero 9 Nicole Macenzani, numero 10 Anna Paola Ghirardelli, il libero numero 12 Andrea Montagnani, numero 16 Maela Fiorellini e la numero 17 Martina Palumbo. Pronto subito il servizio, però ovviamente noi adesso ci fermiamo perché verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo della giornata contro la violenza sulle donne. Lo rispettiamo in silenzio anche noi. Per chi non lo sapesse, questo minuto di silenzio è stato effettuato per ricordare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quindi adesso, dopo questo momento toccante, siamo pronti allora per iniziare davvero la partita tra l'Euromontaggi Group Porto e la Roto Blasvolano Volley. Il primo servizio, se il mio occhio era attento, dovrebbe essere della numero 9, Nicole Maleghezzani. Gabrielli subito all'attacco, smorzato, e attenzione l'attacco subito, Scannavacca ci mette una pesta, l'attacco di Beatrice Pozzoni, chiede il tocco che c'è, e quindi il primo punto è per la Roto Blasvolano Volley che si porta a casa il primo punto della partita, e quindi 1-0 a favore della Roto Blasvolano Volley. Al servizio va per la Rotoblast la capitana Valentina Barbolini.
servizio di Barbolini, battuto. L'attacco veloce della numero... non ho visto bene. Ancora Pozzoni che firma il 2-0 a favore della Rotoblast. Allora, io vorrei già dirvi una cosa. Dalla postazione in cui siamo, forse mi risulterà molto più complicato vedere i numeri dall'altra parte della rete, specialmente delle avversarie, soprattutto negli attacchi. Forse al servizio ce la posso fare. Ancora Barbolini al servizio per la Rotoblast. Battuto. Buona la ricezione. Il libero prova il palleggio, però deve concedere una free ball. Scannavacca. Bortolotto Gabrielli. Vincente l'attacco. 3-0 il punteggio. Ancora Barbolini adesso al servizio per la Rotoblast, che l'inizio è molto promettente al momento. 3-0, anzi, visto che siamo in trasferta, 0-3. Intanto salutiamo sia i tifosi della Rotoblast che di Porto Mantovano che ci sta seguendo, e vi auguriamo una buona partita a tutti voi. Emma Galbero, vincente l'attacco, 4-0. Bravo Bart! Buono l'inizio della Rotoblast, 4-0. Barbolini al servizio ancora. Capitana pronta al servizio, battuto sempre sulla numero 9. Stavolta l'attacco sbagliato ancora, out, quindi siamo sul 5-0. E allora coach Marrone chiama il primo time out della partita. Che dire, un inizio molto, molto potente della Rotoblast, e speriamo che sia di buon auspicio questo, perché come ho detto la Rotoblast viene da un periodo molto negativo, 2 sconfitte, un punto solo nelle ultime 2 partite, il tie break amaro contro la Mati Pietro Villadoro, quando c'erano anche le condizioni per poterlo vincere quel set per l'inizio, che è stato perché erano tipo 3 punti di vantaggio e poi l'hanno perso di 3 punti. Allora, squadre di nuovo in campo, adesso siamo sul 5-0 adesso con le squadre in campo. Barbolini ancora a lei al servizio. L'anno scorso, ricordiamo, tra le file della Delta Despar Trentino, anzi Delta Informatica Trentino quest'anno, Delta Despar Trentino. Lo so, sembrerò monotono, ma a me fa piacere ripeterlo, perché comunque è sempre una giocatrice che viene dalla 2. Figlia d'arte. Ecco, grazie che me l'hai ricordato, perché me lo stavo dimenticando. È la figlia di Massimo Barbolini, coach di Scandici, nonché ultimo campione d'Europa con Novara. 6-0 il punteggio sull'attacco sbagliato della NGS Porto. Attenzione adesso, vediamo se il primo attacco arriva anche per loro l'attacco vincente. Quindi il primo punto della partita anche per Porto, che come dice il nome squadra va in porto il primo punto. 1-6 adesso. Al servizio va la numero 18, anzi scusate, mi sa di aver sbagliato. Sì, Simona Galliero al servizio, però mi sa che nello starting six mi sa di aver sbagliato a dirvi chi era il nome. Emma Galbero, out dell'attacco. Ricordiamo che Emma Galbero nelle ultime partite è stata protagonista molto in negativo, perché la condizione fisica di Emma è ancora molto altalenante, quindi dopo la straordinaria partita con la Mati Pietro come si dice, dopo quella prestazione top da quasi 30 punti in 4 set, lei si è completamente spenta. Nella partita con l'Argentaro dovrebbe aver fatto poco meno di 10 punti, forse 9, se la memoria faccia bene. Sicuramente con la Mati Pietro dopo 2 set è stata sostituita, perché aveva fatto soltanto 3 punti, sostituita poi da Ianeselli. Battuto il servizio di Gabrielli, sì, ed è l'ace vincente di Gabrielli. Nuccia Gabrielli, punteggio adesso di 8-2. Un inizio che fa ben sperare i tifosi della Rotoblast. Battuto il servizio di Gabrielli. L'attacco difesa bene da Barbolini. Pozzoni, buona ancora la difesa di Nardi. L'attacco è dentro in campo. Pochissimo, ma l'arbitro ha visto bene. 3-8 il punteggio. Allora, il servizio va alla numero 6, Giulia Oriente.
Giulio Renta al servizio per la formazione di coach Biagio Marone. Ricordiamo che gli arbitri dell'incontro sono il primo Riccardo Gioia e il secondo Simone Benigni, tutti e due della sezione di Verona. Battuto su Possoni il servizio, Bortolotte per 3 soldi, attacco velocissimo di Livia 3 soldi che vale il 9-3 per la Rotoplas. Ricordiamo anche che la Livia 3 soldi è stato uno degli acquisti dell'ultimo minuto, praticamente è arrivata a inizio febbraio, praticamente dopo la partita, anzi addirittura ha esordito nella partita con la Nardi pallavolo volta. Postoni ace che vale il 10-3. Livia è arrivata qui, secondo time out richiesto da coach. Allora, dopo parliamo di Livia 3 soldi, adesso primo spot del Trentino e torniamo tra poco. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Precisi come un orologio svizzero, siamo tornati in diretta dal palazzetto dello sport di Porto Mantovano. Beatrice Possoni sotto la nostra postazione, pronta al servizio. Battuto, attenzione alla ricezione un po' sbilenca e il libero concede una free ball, 3 soldi. Bortolotte per Livia, 3 soldi! 11-3 il punteggio. Allora, dicevamo prima di Livia 3 soldi che lei, c'è intanto un cambio, entra la numero 16 Maela Fiorellini ed esce la numero 9 Nicole Magenzani. Allora, dicevo che Livia 3 soldi è arrivata durante la partita con la Nardi pallavolo volta in sostituzione della ritirata Martina Bogat, che tra l'altro salutiamo, e dell'infortunata Jessica De Valle, che salutiamo anche lei perché ci sta sicuramente guardando da casa insieme a Sabina Perez, che sono le nostre 2 giocatrici infortunate. Beatrice Possoni al servizio, ancora buono il suo servizio, pallonetto, pozione, Bortolotte, free ball. Attenzione adesso, l'attacco, Murata, attenzione, l'attacco subito vincente di Martina Palumbo che vale il 4-11 e va proprio Martina Palumbo adesso al servizio per la Cannavacca per Bortolotte, Belma Galbero, buono il salvataggio di Porto, attenzione Scannavacca, Bortolotte, Livia 3 soldi e in campo la palla, quindi vale il 12-4 a favore della... Punteggio o l'audio? Il punteggio? Le ha detto il punteggio? Che è in ritardo di 30 secondi. Allora, scusate l'interruzione un attimo che verifichiamo se tutto è in regola, ma direi di sì. Ok, tutto a posto, no? Per me sì. Ah, sì, l'audio. Non ci avrebbero scritto che l'audio non funziona, il punteggio non va. Comunque c'è sempre un attimo di ritardo. Forza ragazze, il commento direi che è tutto in regola. Allora, sul punteggio di 12-5 in realtà torniamo a commentare in diretta questa partita. Allora, Scannavacca per Bortolotte, Valentina Barbolini, la capitana, bomba, la Babu, vale il 13-5. Adesso Livia 3 soldi al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Un ottimo inizio di partita da parte della formazione volanese. Attenzione adesso, pronto l'attacco, in campo, però in realtà la palla era out ma c'è stato il tocco a muro, così ha mimato l'arbitro, quindi 6-13 il punteggio. Battuta non lo so. Allora, purtroppo al servizio non possiamo dirvi che abbiamo troppe maglie davanti. Attenzione, Bortolotte per Valentina Barbolini, Murata
Murata, il primo muro della NGS Porto va in porto, quindi siamo sul 13-7. Come fai a dirmi quella Sono tutto tranquillo, tutto bene. Aspetta che- Allora siamo sul punteggio di 13-8 adesso. La Rotoblast, che dopo aver subito questo muro si sta un po', forse si sta un attimo prendendo out. E servizio out, quindi siamo sul 14-8 adesso. Elena Bortolotti al servizio. Allora noi vi chiediamo Ho già risposto. Ho già risposto, ok. Funziona tutto. che funziona tutto e questo ci fa piacere. Bossoni sulla ricezione sbagliata di Porto, vale il 15-8 adesso. Michele De Monti che non funziona. Scusate, battuta ignobile. Attenzione, l'attacco murato. Attacco murato, 9-15 il punteggio. Allora adesso al servizio. Ma io direi che guarda un'altra partita. Ma 0-0 l'hai set. Battuto il servizio out. Battuto il servizio out. Quindi siamo sul 16-9. Il punteggio. Alan, staccati, vai a parlare. 0-0 l'hai set. È set, quindi. Io ho chiesto sulla diretta. Battuto. Difesa di Bortolotti che si va a stampare sui pali di sostegno della rete. Quindi il punteggio è di 10-16 adesso. Attenzione al cambio. Esce la numero 5 Martina Guarnieri, dentro la numero 10 Anna Paola Ghirardelli. Allora servizio. Battuto il servizio su Galbero. Bortolotti proprio per Emma Galbero. Murata. Pozzoni, ancora Emma Galbero. Murata ancora, 2 volte di fila. Attenzione Pozzoni, pallonetto vincente. Dove non arriva Emma ci pensa Beatrice. Brava Bea! 17-10 il punteggio. Al servizio adesso, per via che sta uscendo Scannavac, va Elena Gabrielli. Tutto lato sinistro del vostro teleschermo, tra poco vedrete che apparirà. Ecco il servizio. Battuto, attenzione, murata da Livia Tresoldi, però palla ancora nella metà campo di Montova. Emma Galbero, pallonetto. Attenzione, l'attacco murata vincente di Livia Tresoldi e Beatrice Pozzoni, vale il punteggio di 18-10 e Monster Block. in realtà non è Master Block, mi dispiace deludervi, però era un quarto tocco. Quindi Ci stava bene lo stesso. esatto, ci stava bene lo stesso. Elena Gabrielli out. 11-18 il punteggio. Al servizio per la NGS Porto si prepara Giulia Oriente. Giulia Oriente al servizio per la formazione di Biagio Marone. Battuto il servizio su Scannavacca. Oh! Attenzione! Ora se c'era il rischio della portata, però non di questo avviso l'arbitro. E alla fine si realizza il punto per la Rotoblast, che vale il punto numero 19. Pozzoni che ci ha messo davvero una pezza. E adesso siamo sul 19-11. Beatrice Pozzoni al servizio per la Rotoblast. Va tutto. L'attacco. Attenzione, forse c'era il quarto tocco, non di questo avviso l'arbitro. Murata Galbero. No. Montagnani, l'attacco. Livia Tresoldi. Emma Galbero, salvataggio ancora del libero. Invasione contro la NCS Sport, quindi vale il 20-11. Beatrice Pozzoni al servizio ancora. Dominio totale in questo
primo set e battuto il servizio, sempre sul libero della NG Sport. L'attacco a toccare la rete del tetto e quindi palla out. 13-20 il punteggio. Scusate, 12-20. Perché dovete sapere che ho un computer con il punteggio lì sotto e un tabellone lì davanti. E certe volte il punteggio là è un attimo in ritardo, quindi penso che che quello sia il punteggio in ritardo. Quindi chiedo scusa se ho detto 13-12, 13-20, ma in realtà è 12-20. Servizio su Scannavacca, Bortolot per Beatrice Pozzoni. C'è il tocco? No, non c'è il tocco a muro. Quindi accorcia un attimino le distanze la formazione di Biagio Marone e siamo sul 13-20 e stavolta l'ho detto giusto. Ancora il servizio Martina Palumbo. Battuto il servizio su Pozzoni, Bortolot per Emma Galbero. Emma Galbero vincente l'attacco. 21-13 il punteggio. E adesso possiamo anche dire una cosa. Se c'è una cosa, Emma Galbero lascia il posto. Stavo per dire una cosa. C'è bisogno di sostegno per lei, ma in realtà il sostegno lo diamo a Nicole Ianeselli che prende il posto di Emma Galbero. Battuto il servizio, probabilmente un cambio tattico per evitare una sparata out di Emma Galbero. Probabilmente. O forse anche una tattica difensiva. Battuto sul libero. Buono il servizio di Ianeselli. Pallonetto su Barbolini. Attenzione. Però Elena Bortolotto penso che si abbia ricevuto un pugno negli occhi. Speriamo non sia nulla di grave per Beatrice. Per Elena, scusate, per Elena Bortolotti in realtà. Però direi che un pugnettino leggero, direi che. Però ovviamente i pugni negli occhi fanno abbastanza male perché tipo, magari ti vanno a toccare la parte anteriore degli occhi e quindi rischi per un attimo di essere con gli occhi arrossati. Allora Luca Parlatini ci prova a dargli un attimo di acqua per dargli un attimo di respiro agli occhi. Però direi che allora intanto vi informiamo che il punto non è stato convalidato, che è stato dato il doppio pollice da parte del primo arbitro Riccardo Gioia, quindi il punteggio rimane sul 21-13. Quindi ancora Ianeselli al servizio per ripetere l'azione. Battuto su Ianeselli, buona ancora la. E Livia Tresoldi vincente sulla ricezione sbilenca della NG Sport. Allora mi impegnerò in vista della prossimo set, quando le ragazze di Biagio Marone verranno dal nostro lato a dirvi chi attaccherà con più facilità. Purtroppo l'arena biancorossa con le zone alte stampa non è come qui che siamo al piano terra. Ianeselli al servizio. Battuto. Attenzione adesso che Porto prova a attaccare stavolta mani out. Però buona l'azione della Rotoblas che comunque ha costruito un altro bel break qui. E il punteggio è di 22-14 e ci sono 8 punti di distacco tra le due formazioni. Al servizio ora per la Euromontaggi Group Porto va la numero 10 Anna Paola Ghirardelli. Battuto su Scannavacca. Bortolot stavolta arriva il punto vincente dell'NG Sport. Quindi siamo sul 15-22. Forse Luca Parlatini potrebbe chiamare il suo primo time out, ma direi che Luca è abbastanza fermo, immobile. Vediamo. Esatto, perché il fischio arriva, quindi non c'è più tempo per il time out. Battuto ancora il servizio di Ghirardelli, però stavolta si spegne in rete. Quindi siamo sul 23-15. 2 punti a separare la Rotoblas dalla vittoria del primo set. NG Sport Mantovani invece deve farne almeno 10 consecutivi se vuole portarsi a casa la partita. Il primo set, scusate. Livia Tresoldi al servizio, battuto. Attenzione adesso l'attacco vincente. Livia Tresoldi però ci aveva messo una bella difesa, però è andata oltre il rettangolo di gioco e quindi arriva al 16° punto a favore della formazione di Biagio Marone. Giulia Brignole al servizio per la formazione mantovana. Attenzione. Servito sul postone dell'attacco di Barbolini, Murata. Out.
Mani Bravo, out, bravo. quindi 24-16, set ball per la Rotoblast. E posso dirlo per scherzosità, non c'è qui vicino un Michele Boschi, non c'è qui vicino un Romano Matricardi che mi menano se dico set ball, match ball. So che voi volanesi siete scaramantici, ma io lo set ball lo dico ed è ace. 1-0 per la Rotoblast che si porta a casa il primo set, 25-16. E allora piccola pausa, gold sponsor, e torniamo tra poco perché vi ricordiamo che senza di loro non siamo nessuno. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones does the bones take you? Do you feel your bones start to take you out? Take you out? Do you feel your bones does the bones take you? Do you feel your bones start to take you out? Take you out? Do you feel your bones does the bones take you? Siamo di nuovo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Porto Mantovano. Vi ricordiamo che questa diretta la stiamo di nuovo riniziando col commento. Allora, intanto novità di questa diretta è anche che abbiamo deciso durante le pause set di introdurvi anche il punteggio sotto per dirvi come sono finiti tutti i set della partita. Ovviamente piccola dimenticanza, abbiamo dimenticato il set che abbiamo vinto, però comunque il punteggio era di 16-25 a favore della formazione di Luca Parlatini. Allora intanto io vi informo che la top score di questo primo set è stata Beatrice Pozzoni con 6 punti e la seconda è stata Livia Tresoldi imbattuta, quindi una buona azione d'attacco della centrale Tresoldi e della, diciamo, posta momentanea titolare Pozzoni. Primo punto però di questo secondo set è della formazione Euromontaggi Group Porto, scusate. Allora il servizio è affidato nelle mani di Anna Paola Ghirardelli. Vediamo il servizio sparato in rete, quindi primo punto anche per la Rotoblast che si porta sull'1 pari adesso.
Barbolini al servizio. Vediamo se adesso, col fatto che le ragazze di Biagio Marone si trovano dal lato nostro, della nostra postazione, magari adesso possiamo magari riuscire a dirvi chi attacca, chi riceve. Scusate, Valentina Barbolini, ace, sbagliata la ricezione di Nicole Maghezzani e quindi vantaggio Rotoblas 2-1. Ancora Barbolini al servizio. Pronto il servizio del capitano Barbolini. Battuto sulla numero 17, Martina Palumbo che non arriva in tempo sulla palla. Secondo ace consecutivo di Valentina Barbolini. Mi impegnerò per la prossima partita di aiutare Alan a trovare la musichetta dell'ace ace, che magari così vi dimostriamo ancora un po' più di imparzialità magari. Dopo il monster block anche l'ace ace. Valentina Barbolini ancora su Palumbo. Attenzione nell'attacco di Maghezzani, non va a buon fine. Beatrice Pozzoni vincente sulle mani del muro di Maghezzani e di, se ho visto bene, di Galliero. Infatti 4-1 il punteggio. Rotoblas che al momento sta riprendendo le distanze dalla formazione di Biagio Marone. Ancora Barbolini al servizio per la formazione di Parlatini. Battuto, ancora un buon servizio. Attenzione alla free ball. Pozzoni e Bortolotta per Emma Galbero. Murata per Pozzoni e Bortolotta ancora su Emma Galbero. Ancora una volta Murata, ancora Pozzoni, ancora fotocopia su attacco, ancora Emma Galbero. Stavolta l'attacco è out. 2-4, non c'è stato il toccamuro. Il servizio è affidato a Giulia Brignole, che intanto che è passato sotto la nostra postazione vi diciamo che lei si è truccata sotto l'occhio destro, si è truccata col colore rosso proprio per commemorare la giornata contro la violenza sulle donne. Quindi adesso l'attacco di Emma Galbero, se ho visto bene, anzi scusate, Beatrice Pozzoni è andato a buon fine, quindi punteggio di 5-2. Elena Gabrielli al servizio. Nuccia per i tifosi e i suoi grandi amici. Battuto. Ace vincente. Ancora sbilenca la difesa, la ricezione di Marta Palumbo, e quindi Biagio Marone chiama il suo primo time out della partita. Scusate, è volata una bottiglia di rabbia. Quindi che dire, un altro buon inizio della Rotoblas che al momento conduce la partita con 4 punti di vantaggio, quindi siamo sul 6-2. Intanto Giulia Brignole un po' di spray sulla mano, che probabilmente deve aver subito un brutto colpo. Pronto, tra pochi secondi dovrebbe iniziare la partita con i due allenatori che danno le indicazioni. Pronti allora a rientrare in campo le due formazioni, anzi pronti a rientrare in campo, ma sono già in campo. Allora vi diciamo subito che in questo palazzetto la connessione è davvero ottima e riusciamo a farvi una buona trasmissibilità di questo servizio. Il servizio però questa volta si spegne nella rete, quello di Elena Gabrielli. Adesso al servizio va la numero 9, Nicole Maghezzani. Pronto il servizio della numero 9 di Porto Mantovano. Battuto su Barbolini. Bortolot per Beatrice Pozzoni, però arriva il fallo di Beatrice Pozzoni. Scusate, di Elena Bortolot. Scusate, mi confondo sempre tra Bortolot e Pozzoni. Fischiata la doppia alla palleggiatrice, che nelle ultime partite ne ha fatto tanti falli. Battuto il servizio, spento in rete. Punteggio di 7-4 adesso. Ora il servizio Beatrice Pozzoni. Ringrazio Andrea Zeni, Scoutman e Alan Berloffa che mi aiutano a vedere l'impossibile dalla mia postazione. Battuto in mezzo alle mani di Tre Soldi Galbero. L'attacco vincente. 5-7 il punteggio. Intanto
Prima avevo detto che Giulia Brignole si era truccata l'occhio destro, ma in realtà tutte le ragazze si sono truccate l'occhio per questa giornata. Non credo però le nostre ragazze, però è un'iniziativa che hanno preso le ragazze di Porto Mantovano. Livia Tresoldi, l'attacco vincente con un pallonetto un attimino smorzato dal muro di Porto Mantovano, ma il punteggio è di 8-5. Intanto vi dico che se non fosse per il punteggio che mi aggiorna Alan, vi giuro che andrei tranquillo a leggere sempre il punteggio che c'è sul tabellone, che però è veramente, ci mettono tantissimo ad aggiornarlo. Emma Galbero battuto su Maghezzani. Attenzione, l'attacco non è vincente perché Galbero ci mette una grande difesa. Beatrice Pozzoni, attenzione, l'attacco della numero 8, out. Sì, l'attacco di Brignole out, quindi siamo sul 9-5. Ottima la difesa di Emma Galbero prima, perché sembrava dalla nostra posizione già un'azione archiviata, invece no. E ancora Emma Galbero al servizio. Vediamo su chi lo batte. Nella zona di nessuno perché è ace. Quindi punteggio di 10-5. Pronto il cambio. Esce la numero 9 Nicole Magenzani per la numero 16 Maela Fiorellini. Scusatemi, ma siccome mi sono dovuto togliere gli occhiali perché sennò mi continuavano a appannarsi, faccio un attimo di fatica a vedere i numeri lontani. Ma non sono cieco, ve lo dico subito. Battuto il servizio proprio sul Fiorellini, attenzione. Pozzoni, murata, Livia Tresoldi, Bortolot e Scannavacca. Salvataggio in extremis dalla formazione di Parlatini. Attenzione, ancora una buona difesa della Rotoblas. Barbolini! Babu! Valentina Barbolini, gioco di squadra, le buone difese. E poi Barbolini chiude i conti e porta sull'11-5 il punteggio. Ancora Emma Galbero al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Battuto su Fiorellini ancora. Attenzione all'attacco di Brignole. Vincente sulle mani di Barbolini che la sparano in out. 6-11 punteggio adesso. Ora al servizio va la numero 6 Giulia Oriente. Giulia Oriente al servizio per la formazione di Biagio Marone. Battuto su Pozzoni che pensava che andasse out, ma invece la palla va a baciare la linea, quindi la palla è in campo e anche a occhio secondo me era dentro. 7-11 adesso il punteggio. Ancora Oriente al servizio per la formazione della Euromontaggi Group Porto. Vediamo su chi lo batte. Su Marta Scannavacca, ma la palla stavolta è out. Marta si sposta in tempo e la lascia uscire. Punteggio adesso è di 12-7, non 8-11 come aveva prima fatto il tabellone. Punteggio giusto è 12-7. Ovviamente per voi il tabellone si vedrà molto sgranato, ma io lo vedo talmente bene che cerco spesso di guardare più quello che quello della diretta. La murata vincente della numero 17 Martina Palumbo vale l'8-12. Al momento rispetto al primo set è un set un attimino più equilibrato questo, anche se comunque adesso dopo un po' di vantaggio della Rotoblast i punti si riscambiano mano a mano. Servizio su Scannavacca, Barbolini stavolta è out. No, invece è dentro, nettamente in campo. Forse a occhio mi sembrava out, però anche le ragazze in panchina, anzi nel nostro lato che sono ancora più vicine alla linea di fondo, dicono che era in campo, quindi posso dirtelo? No, che si sente. Va a quel paese. Per non dire la volgarità. Emma Galbero out. 9-13. Guarda, se non è perché siamo a 3 cm di distanza mi toglierei anche la mascherina e magari posso vedere il commento. Allora esce la numero 10 Anna Paola Ghirardelli per la numero 5 Martina Guarnieri che va al servizio per Euromontaggi Group. A Galbero. Ha detto Galbero, ma ha battuto la Bortolotto.
Ah sì? Lo stesso. Ti accettiamo lo stesso. Sempre meglio di quando facevo lo speaker, che dicevate che preferivate il Paolo Scrisi, l'ho detto no, solo perché ho mancato la pistolato la scorsa stagione al torneo Cercasi. Allora, come vedete c'è anche un modo di scherzare qui in regia, Scoutman e telecronista qui, quindi ci teniamo anche a renderla anche un po' divertente, perché sennò sarebbe troppo pallosa come diretta. Allora, l'attacco stavolta è vincente della Euro Montaggi Group, e adesso ancora al servizio va la numero 5, Martina Guarnieri su Scannavacca, Bortolotte per Valentina Barbolini, Murata, Gabrielli ci deve mettere una peste e Galbero in free ball. Attenzione, adesso l'attacco velocissimo, però buona la difesa di Marta Scannavacca, Murata, Scannavacca quasi, mamma mia, difesa su difesa qui, quasi Marta Scannavacca stava per fare un capolavoro qui per il salvataggio che ci stava per fare dopo la pallonata presa. Allora, primo time out per Luca Parlatini della partita. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco. E come un orologio svizzero inizia il time out, mandiamo lo spot, finito il time out torniamo in diretta. E quindi 11-13 il punteggio, che comporto che sta cercando di avere una reazione d'orgoglio per cercare di recuperare questo set, dopo diciamo un primo set praticamente dominato dalle ragazze di Parlatini. Servizio di Guarnieri su Scannavacca, Bortolotte per Beatrice Pozzoni, Murata, Emma Galbero in free ball. Attenzione adesso l'attacco proprio della numero 16 Fiorellini, non va a buon fine, Barbolini, pallonetto, si salva però passa dietro l'asta, quindi punto va alla fine per la Rotoblast, che si porta sul 14-11. Ancora le difese di Marta, che oggi sta rispondendo bene con le difese al momento. Marta Scannavacca, Valentina Barbolina, servizio a baciare il net. Attenzione, l'attacco è dentro e vale il 12-14. Giulia Brignole adesso al servizio per la scusate, per l'Euro Montaggi Group Porto. Vi assicuro che non ho bevuto prima di venire qui, se non 2 bicchieri di tè al limone. Battuto da fermo su Emma Galbero, Bortolotte per Beatrice Pozzoni, che però tocca l'asta e quindi la palla è chiaramente out. 13-14, quindi la formazione di Marone accorcia ancora di più le distanze e rischia di portarsi, anzi non è che rischia, è solo a una lunghezza dalla formazione di Parlatini. Battuto su Scannavacca, ace, detto fatto sulle difese di Marta Scannavacca, la prima difesa successiva, ace. Parità assoluta alla palazzetto dello sport di Porto Mantovano. Punteggio adesso di 14 pari. Ancora Giulia Brignole al servizio, autrice dell'ultimo ace. Su Emma Galbero, Pozzoni, Barbolini, out. E quindi per la prima volta dopo il primo punto del secondo set va veramente in vantaggio la formazione di Biagio Marone. Reazione d'orgoglio. Allora Luca Parlatini chiama il suo secondo e ultimo time out del secondo set. Dopo un inizio brillante della Rotoblast, adesso c'è da... Mi sa che hai toccato il cavalletto. Dovete sapere che la telecamera ce l'abbiamo alle nostre spalle, perché ci hanno messo proprio in un angolo molto stretto. Dicevo, la formazione di Luca Parlatini aveva iniziato molto bene il secondo set, però poi la NGS Porto sta un po' riscattando l'inizio del primo set soprattutto, e adesso si è portato in vantaggio. Pronto il servizio ancora di Giulia Brignole.
su Emma Galbero, Bortolotte, Elena Gabrielli in pallonetto, molto telefonato questo. Pallonetto, Scannavacca in difesa, Galbero, Valentina, Barbolini, pallonetto, niente da fare. L'attacco, no, non è vincente, attenzione a Emma Galbero. L'attacco vincente di Simona Galliero, vale il 16-14. Ancora Giulia Brignole al servizio. Attenzione che un'ottima reazione da parte della formazione di Biagio Marone su Emma Galbero. Il servizio, Bortolotte per Beatrice Pozzoni, Murata, attenzione, risponde molto bene il muro adesso da parte della NG Sport, ma stavolta il muro non riesce a tutti gli effetti ad attutire il colpo e quindi arriva al 15° punto per la formazione di Luca Parlatini. Elena Gabrielli lascia il posto a Nicole Ianeselli adesso. Prima il cambio di Nicole Ianeselli era per Emma Galbero, adesso durante questo set è per sostituire Elena Gabrielli. Nuccia. Nicole Ianeselli che diciamo che in questa stagione lei doveva recuperare da un infortunio in cui l'ha tenuta ferma tutta la stagione e arriva l'Ace. 16 pari il punteggio adesso. Dicevo, Nicole Ianeselli che la scorsa stagione col Neruda è stata completamente ferma tutta la stagione per un brutto infortunio e durante questo il set invece adesso in queste giornate Nicola ha dovuto recuperare da un leggero infortunio al piede, ma già con la seconda partita è tornata in gran è iniziata a tornare a giocare e vi informiamo secondo ace consecutivo di Nicole Ianeselli, 17-16 il punteggio. Vi ricordiamo che la sua intervista la trovate sul nostro canale YouTube Volano Volley Channel, che vi racconterà proprio la sua, diciamo, esperienza con l'infortunio che ha subito la scorsa stagione e la sua voglia di ritornare in campo, che praticamente dopo quell'intervista lei ha sempre giocato qualche minuto durante queste partite, quindi sembra quasi stato un colpo. Io ho portato bene, esatto. 17-16 punteggio. Comunque la giovanissima Nicola aveva una grandissima voglia, piccolo spoiler dell'intervista, aveva una grandissima voglia di tornare a giocare dopo un anno di stop della scorsa stagione, un po' anche qui con gli allenamenti. Ancora Nicole Ianeselli al servizio per la Rotoblas, che adesso si è riportato in vantaggio sul 17-16. Battuto il servizio sul libero. Attenzione, l'attacco velocissimo di Simona Galliero. E gli attacchi di Galliero si stanno rivelando molto decisivi in questo, soprattutto in fast. Adesso al servizio va la numero 16 Maela Fiorellini. Ci tengo a dire nome e cognome. Il servizio adesso battuto sulla numero 10 Barbolini. Bortolotte, velocissimo per Livia Tresoldi. Livia Tresoldi, 18-17. Anzi, se qualcuno si aspettava una ragazza lì solo a fare la comparsa al posto della De Valle di Bogatek, c'è un po' da ricrederci, perché comunque il suo apporto molte volte sugli attacchi sono risultati molto buoni. Attenzione al muro. Murata vincente di Emma Galbero ed è vincente. 19-17. Monster pop. E l'imparzialità è andata a farsi benedire. Beatrice Pozzoni ancora lei al servizio. Battuto ancora sul libero. Attenzione. L'attacco di Brignole, Murata. Babbu. Livia Tresoldi, ancora lei. Livia Tresoldi, 20-17. Brava Livi! Intanto vi informiamo che se sentite voci fuori campo sono le ragazze della NG Sport che cercano di caricare le proprie compagne, perché siamo dal lato loro adesso. Ancora Pozzoni sulla numero 17 Palumbo. Marta salva. Emma Galbero non sfrutta l'occasione. Attenzione, l'attacco in pallonetto di Palumbo e Livia Tresoldi a una mano. Scannavacca in bagger per Emma Galbero. Emma
Emma Galbero, 21-17. 17-21 adesso il punteggio. Ancora Pozzoni al servizio. Ricordiamo che lei è l'opposto che gioca nel ruolo inedito di opposto al posto di Sabina Perez, che deve ancora recuperare dal suo infortunio. Attenzione, l'attacco è nettamente dentro, se non out perché c'è stato il tocco a muro. 18-21. Pronti, mi sa addirittura no, il doppio cambio in realtà. Allora esce la 5 Martina Guarnieri per la numero 10 Ghirardelli, e la numero 2 entra, che è Asia Fedriti, per la numero 18 Simona Galliero. Quindi il doppio cambio per cercare di cambiare l'inerzia di questo secondo set. Attenzione al servizio di Fedrizzi, si spegne in rete. Rientra il libero al posto di Asia Fedrizzi. E Emma Galbero al servizio, ancora la giocatrice milanese Emma Galbero. Battuto, attenzione, in bagger Oriente, battuto su Palumbo, niente da fare, Bortolotti in bagger, quindi niente, free ball. Attenzione, Oriente per l'attacco di Palumbo, fallo fischiato contro la NG Sport, doppia fischiata la doppia contro, immagino, la palleggiatrice Oriente. 23-18, quindi un errore da parte dei palleggiatori, prima Bortolotti, adesso Oriente. Servizio ancora di Emma Galbero, battuto su Palumbo, Oriente, ancora per Palumbo, smorzato dal net, Scannavacca. Attenzione Pozzoni, non c'è il tocco a muro, 19-23, no, la palla è out, era. Sì, era out. Al servizio va la numero 6 proprio, Giulia Oriente al servizio. 19-23 il punteggio. Battuto il servizio su Pozzoni, Bortolot per Livia Tresoldi, neanche c'è il tocco a muro. Sì, c'è il tocco a muro. Quindi 24-19. L'arbitro l'ha visto. Attenzione, cambio per la formazione di Luca Parlatini. Rientra Elena Gabrielli per Nicole Ianeselli per dare un aiuto al muro sotto rete. E adesso siamo sul 24-19. Set ball per la Rotoblas, che va al servizio ancora con Livia Tresoldi. Scusate, va al servizio con Livia Tresoldi. Battuto su Fiorellini. L'attacco di Palumbo, murata da Elena Gabrieli. Vale il 25-19. E quindi prima di salutarvi, Monster Block. Allora, col Monster Block ci prendiamo una piccola pausa per i silver sponsor e torniamo tra poco.
Di nuovo in diretta dal palazzetto dello sport di Porto Mantovano. Stavolta il tabellino è aggiornato bene. 0-2 il punteggio a favore della Rotoplas Volano Volley, che ha vinto il primo set per 16-25 e il secondo per 19-25. Allora, intanto vi informo che Martina Palumbo è una vecchia conoscenza del volley lagarino. E qui ci tengo a ringraziare lo scatman Andrea Zeni e anche il nostro ufficio stampa Luca Galli, che mi ha dato questa piccola chicca, che Palumbo ha giocato per 3 stagioni nell'Istana di coach Bonafede, che in B2 raggiunse per 2 volte i playoff promozione. Quindi non è una giocatrice che viene dal nulla. Allora, squadre nuovamente in campo sul punteggio di 2-0 adesso. Allora, intanto vi informo. Allora, rifacciamo un rapido riassunto dei punti che ha fatto la Rotoblast, intanto che torniamo quasi in diretta per l'inizio di questo terzo set. Allora, la formazione di Luca Parlatini ha avuto come top score, stavolta, se prima era Beatrice Pozzone, stavolta sono in 2, in esequo. Beatrice Pozzone e Livia Tresoldi con 8 punti. E Barbolini, che invece si fa veramente sotto rispetto ai punti che aveva prima di distacco, 7 punti. E Emma Galbero 6. Quindi i primi 4 hanno avuto questi punti di vantaggio. Elena Gabrielli firma lei il primo punto della partita di questo terzo set. È il complessivo dei 2 set. Sì, ovviamente il punteggio che vi sto dicendo, ovviamente questi 8 punti, 7 punti, 6 punti sono ovviamente riferiti al complesso totale. E a proposito dei punteggi, vi informo che a fine partita, quando Barbolini intanto ace vincente su una disattenzione clamorosa dell'NGS Porto, 2-0 il punteggio. Adesso dicevo che a fine partita, dopo ovviamente noi aggiorniamo anche i canali social con le storie per chi non avesse la chance di osservare la partita in diretta sul nostro canale YouTube. Sui nostri canali Facebook e Instagram ovviamente mettiamo anche le storie con i punteggi di fine primo, secondo, terzo set, quarto e quinto, e chi più ne ha più ne metta. Però vi ricordiamo anche che a fine partita vi mettiamo anche il tabellino completo dei set e anche il nostro podio virtuale con le 3 giocatrici che hanno totalizzato più punti della partita, ovviamente riferito alla formazione ovviamente biancorossa. Che a proposito di biancorossa, la prossima settimana Volano Volley tornerà nell'arena biancorossa a distanza di 3 partite, perché per 3 partite consecutive si è giocato in trasferta, e adesso tra poco, ovviamente sabato 20, la formazione di Luca Parlatini dovrà affrontare all'arena biancorossa, quindi nel palazzetto di casa, la Allianz Atta Trento, quindi ricordatevelo molto bene. 2 pari il punteggio adesso. Battuto il servizio su Valentina Barbolini. Bortolotto per Emma Galbero in pallonetto. Scannavacca ci deve mettere una pezza. Bortolotto ancora per Emma Galbero. Vincente l'attacco dopo un po' di palle carambolanti. 3-2 il punteggio. Elena Gabriella al servizio. Nuccia al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Ricordatevi, Parlatini, non Parlantini, che qualcuno fuori regione le casca in questo tranello. Ci prova Emma Galbero, ma la palla è stata male Emma. 3 pari il punteggio sul pallonetto da parte dell'NG Sport. Adesso al servizio va la numero 8, Giulia Brignole, per l'Euro Montaggi Group Porto. Battuto su Marta Scannavacca, precisa e corta, vale il punto del sorpasso. Dai raghe! Vale 4-3 il punteggio. Ovviamente l'Euro Montaggi Group non ha altra scelta, deve vincere questa partita se vuole, deve vincere questo set se vuole tenere, attenzione, se vuole tenere aperta la partita, perché in caso di vittoria di questo set da parte della Rotoblast ovviamente la partita sarebbe finita. 4 pari il punteggio.
L'attacco è di Emma Galbero che Beatrice Pozzoni al servizio adesso. Battuto il servizio. Attenzione adesso l'attacco veloce, Murata però. La palla ne ha messa a campo la Garina per Emma Galbero. Murata, Livia Tresoldi ci ha provato. Ci ha provato comunque, dai. Dai, un attacco così ci si può anche provare, dai. Punteggio adesso di 5-4. Pronto il servizio di Porto su Emma Galbero. Scanna Wackenbagger per Beatrice che però concede una free ball. Attenzione, l'attacco vincente di Porto che si porta sul 6-4. Il servizio però non verrà battuto perché Luca Parlatini chiama il primo time out del terzo set. 6-4 il punteggio, che con Porto che recupera un bel break era in svantaggio di 3-4 se la memoria non fa cilecca, altrimenti era 4 pari. Comunque è riuscito a farsi un break di 2-0 per portare la partita in vantaggio. Vediamo dopo io sto cercando di scrutare le indicazioni di Luca Parlatini, però il brutto di questo periodo è che alcuni decidono di tenere la mascherina, alcuni di non tenerla, e Luca è uno di quelli che la vuol tenere, quindi il labiale non si può leggere e con la musica è veramente impossibile capire quello che ha detto alle ragazze. Magari in futuro potremmo anche fare come fanno in Lega, magari comprare un microfonino da installare sulla giacca di Luca e attivarlo solo durante i time out per farvi sentire cosa dice. Non sarà probabilmente contento Luca se veramente lo sente. Fischiata l'invasione contro la formazione di Luca Parlatini. Adesso 7-4 il punteggio. Come detto, Porto non ha altre scelte. O vince questo set oppure Rotoblas porta a casa l'intapposta. Attenzione, Tresoldi in pallonetto. Attenzione adesso l'attacco di Murato però da Livia Tresoldi. Monster block, monster block, monster block. Emma Galbero al servizio. 7-5 il punteggio. Emma Galbero che si prepara a battere questo servizio. Attenzione, un buon servizio questo che mette un po' in difficoltà Porto. L'attacco però Scannavac. Attenzione, in due sulla palla. Mamma mia, pericolosissimo. Muro 1, out. Non c'è il tocco a muro. Giusta la pressione sul muro 1. Vale 7-6. Emma Galbero al servizio per ancora lei, la giocatrice milanese per la Rotoblas Volano Volley. Battuto, attenzione, l'attacco su Pozzoni. Barbolini, non c'è il toccamuro. No, non so. Infatti ho detto come non c'è il toccamuro. Infatti l'arbitro l'arbitro comunque stava per fare il tocco e poi ha cambiato subito la decisione dicendo chiedendo scusa. 7 pari il punteggio. Brivido, possiamo dire così, brivido sulla schiena delle giocatrici e sui tifosi della Rotoblas. Brivido. Grande. Buono il servizio ancora di Galbero. L'attacco, out. Non c'è toccamuro. Ribaltato il set, 8-7 adesso. Ancora Emma Galbero al servizio. Vediamo se coach Barone infatti chiama il suo primo time out. Allora continuiamo a parlare di questa partita che veramente è veramente bella comunque, soprattutto questo terzo set che dominio per un attimo lo avversario, dominio nostro momentaneo. Vediamo quanto dura sto dominio. Che magari se il set deve essere divertente probabilmente potrebbe
magari potrebbe essere un divertimento per i tifosi, ovviamente, sia di Porto che ovviamente nostri della Rotoplas. Emma Galbero che accenna un sorriso. Emma Galbero. Vediamo il servizio della giocatrice milanese, ma che è cresciuta sempre qui a Rovereto. Battuto, tutti verso il muro e arriva all'8º punto per l'Euromontaggi Porto, che riporta la partita in perfetta parità. E anche un po' la Rotoplas inizia a accendersi con le ragazze. Anche le poche persone della Rotoplas che sono qui, direttori, direttivo, cercano di aiutare un po' a caricare la squadra. Livia Tresoldi, stavolta uno dei suoi attacchi viene smorzato. Emma Galbero in bagger, salva il punteggio. Valentina, attenzione. Difesa su difesa, tensione ancora, tensione il muro. Vincente. Stavolta l'attacco del Euromontaggi Group Porto. 9-8 il punteggio che si riporta in vantaggio. Dai raga, dai! E anche questa frase non poteva mancare oggi. 9-8 il punteggio. Battuto su Valentina Barbolini. Bortolozzi si deve impegnare per evitare problemi. Tensione, l'attacco subito. Buona la difesa di Emma Galbero. Beatrice Pozzoni. Buona anche la difesa di Porto. Attenzione, l'attacco. Scannavac che stavolta tocca il tetto e carica un po' di rabbia la giocatrice di Bassano del Grappa, Marta Scannavac. 10-8. Ancora il servizio Simona Galliero. Battuto su Marta Scannavac. Bortolotto per Beatrice Pozzoni che arriva vincente, però io l'ho visto da qui. A me è sembrato che la linea è stata pestata, quindi leggermente graziata Beatrice Pozzoni. Profondità. Non è perché mi piace fare il tifoso di Porto, però certe volte quando noto errori arbitrali, magari che sia da una parte o dall'altra, non è che sia tanto contento. Livia Tresoldi al servizio. Attenzione, l'attacco in mezzo alle mani del muro di Gabrieli e Bortolot. Firmato credo da Palumbo il punto. Punteggio di 11-9. Porto che continua adesso a condurre questa parte di partita dopo essere tornati in parità e aver avuto 2 punti di ritardo. Attenzione al servizio su Beatrice Pozzoni. L'attacco di Gabrieli non è vincente. Attenzione adesso. L'attacco che passa in mezzo ancora una volta alle mani del muro. 12-9 il punteggio. Forse Luca Parlatini potrebbe chiamare il suo secondo time out. Vediamo. Direi di no. Certe volte questi sono movimenti che cerco di sfruttare, perché molte volte possono essere motto di un time out. Servizio su Scannavac. Attenzione, Bortolot. Bortolot ha fatto un miracolo. Elena ha fatto un miracolo, perché oltre a dover palleggiare era a rischio di fare l'invasione. Quindi ottima posizione, ottimo tempismo per evitare questo tipo di problema. 12-10 punteggio. Ovviamente non è la stessa cosa commentare le partite senza il pubblico, perché anche qui qua arriva il fallo di seconda linea, ovviamente giustamente fischiato. 11-12 il punteggio adesso. Come dicevo, l'unica cosa triste di queste partite è proprio che non ci sia il pubblico, ed è un grande dispiacere non potervi vedere qui. Però spero sempre che con questo mezzo incredibile che è internet vi possa permettere di vedere le partite nel migliore dei modi. Valentina Barbolini, attenzione. Marta Scannavac in
salvataggio. Barbolini ha dovuto buttarla dall'altra parte del campo per evitare guai. Scannavacca in bagger per Valentina Barbolini, pallonetto, non è stavolta vincente. Attenzione, Albero, Bortolot per Valentina Barbolini, buonissima la difesa di... Attenzione Murata, non ha ancora buon fine, stavolta è vincente. Però grandi applausi a entrambe le squadre per questa grande azione che ci hanno regalato. Interminabile. Ed è giusto così. L'applauso di tutto il palazzetto, squadre e dirigenti e direttivi delle due formazioni. La carica di Livia Tresoldi a provare a motivare le sue compagne. 13-11 punteggio. Bortolot per Emma Galbero. Buona ancora la difesa di Porto. Attenzione. Marta Scannavacca ancora. Bortolot. Postoni. La palla out. La palla è out. A occhio sì, era abbastanza out. Il punteggio adesso è di 14-11. Però dai gesti di Brembille e di Matricardi direi che chiamavano il tocco in realtà, nonostante la palla out. Ecco, ho visto il gesto. Attenzione, la palla servita su Pozzoni. Bortolot per Valentina Barbolini. E adesso funzionano le difese. Free ball adesso Galbero. Bortolot per Pozzoni. Murata, mamma mia, che murata di Porto, che allunga ancora in questo set. 15-11. Attenzione. Dai raghi, dai, noi adesso. Vediamo se Luca Parlatini prova a chiamare il suo time out. Direi di sì. Allora scusatemi, inizia a essere davvero senza fiato. Prendiamoci la pausa col terzo spot. Nuovo in diretta dall'arena. Scusate che sto a dire arena. Dico la verità, c'è voglia di arena qui. La voglia di ritornare a giocare in casa. Allora in realtà siamo di nuovo in collegamento con il palazzetto dello sport di Porto Mantovano. 15-11 il punteggio a favore di Porto, che sta cercando una reazione d'orgoglio per portare la partita almeno al quarto set. Beatrice Pozzoni, buona ancora la difesa, però c'è l'invasione contro la NG Sport, quindi 12-15 il punteggio. Dai raga, dai. Valentina Barbolini, la capitana Rotoblas, al servizio per la formazione di Parlatini. Sul libero Montagnani, battuto ottimo, mamma mia, l'attacco di Magenzani vincente. 4 punti ancora di distacco. Attenzione al cambio, entra la numero 5 Guarnieri ed esce la 10 Anna Paola Ghirardelli. 4 punti tra le due formazioni, 4 punti. 16-12 il punteggio. Ricordiamo che per chi non si fosse sintonizzato soltanto adesso con il nostro canale YouTube, vi ricordiamo che il primo set la Rotoblast lo ha vinto per 16-25 e il secondo per 19-25, portando la partita sul 2-0. Ora il terzo set lo sta conducendo l'Euromontaggi Group Porto Mantovano per 17-12. Vi ricordiamo che in caso di vittoria dell'Euromontaggi Group Porto, ovviamente la partita andrà avanti almeno fino al quarto set. Se dovesse vincerlo la Rotoblast, invece la partita si concluderebbe per 3-0. Servizio out. Quindi 13-17 il punteggio. Attenzione, pronto il cambio. Ovviamente entra Livia Tresoldi perché
Però il turno a servizio di Elena Gabrielli verrà fermato perché al servizio si prepara Nicola Ianeselli, che prova a migliorare la fase difensiva e anche la battuta, però soprattutto anche la difesa, visto che i centrali molte volte fanno più fatica, perché il centrale è più un ruolo di difesa a muro, non difesa coi bugger. E lei vincente di Nicola Ianeselli, 14-17. Bel soprannome. Brava Boccia. Purtroppo con me invece Boccia è un termine un po' brutto per me, che non voglio dire perché sennò dico una volgarità. Buono ancora il servizio di Ianeselli. L'attacco buono Ianeselli. Ci ha provato Ianeselli con la difesa, però stavolta non è andata a buon fine. 18-14. Quindi attenzione adesso. Al servizio si prepara la numero credo 8, Brignole. Sì, Giulia Brignole era andata al servizio. Pozzoni. Sta mancando un po' lei in questo. Attenzione. Livia, pallonetto. Non aveva altra soluzione qui. Vincente l'attacco. Beatrice si è un po' spenta in questo terzo set. Quando di solito gli opposti si spengono, soprattutto quando si spengono i terminali d'attacco, quelli più prolifi, non mi ricordo mai la parola. Vabbè, sicuramente quelli che fanno più punti, ovviamente. Anche il punteggio ne rimane. Ne risente ovviamente la formazione. Dai, Pozzi. 15-19 il punteggio perché il servizio stavolta è andato nettamente out. Beatrice Pozzoni al servizio per la Rotoblast. Battuto e l'ace! Fortunata Beatrice Pozzoni, la post fortunata col net, e si prende il 16° punto. Pronto il servizio ancora di Beatrice Pozzoni. Vediamo il suo servizio. Questa volta nettamente più alto. Pallonetto su Bortolot. Scannavacca in bugger per Beatrice Pozzoni. Attenzione. Attenzione. Bortolot ancora per Beatrice Pozzoni. E stavolta out. Allora, forse io una cosa che potrei recriminare un po' a Elena Bortolot è che l'ho notato anche durante il primo set e anche nei secondi, che molte volte lei quando fa il palleggio tende spesso, quando la palla gli ritorna nelle proprie mani, noto spesso che la rimanda nella stessa posizione in cui ha rifatto l'attacco. Quindi dopo un po' quegli attacchi lì potrebbero rischiare di venire letti con troppa facilità. Emma Galbero vincente. Nel senso, vi faccio un esempio del secondo del primo set. E 3 attacchi ha avuto Emma, ha avuto 3 opportunità Emma. La Bortolotti di passare le palle, e tutte e 3 volte le ha passate su Emma Galbero. Questo è un esempio veloce, ovviamente. Emma Galbero battuto il servizio. Mamma mia, un altro buon servizio. Scannavacca. Attenzione, mamma mia che rischio. Attenzione. Pallonetto su. Però Pozzoni ci mette una pezza. Scannavacca murata. Ancora Scannavacca ci deve mettere una pezza ancora verso Barbolini. Secondo attacco consecutivo verso Barbolini. L'attacco passa in mezzo alle mani, però Scannavacca pronta e presente. Pozzoni pallonetto. Attenzione. Forse chiamavano l'invasione, ma non di questo avviso il secondo arbitro. Barbolini, attenzione. Attenzione, Pozzoni salva ancora. Barbolini, murata stavolta, però si spegne nel campo di Porto. Non si murata e punto, scusate. Cambio. Rientra la numero 10 Ghirardelli per la numero 5 Guarnieri. 4 punti di distacco ancora tra le due formazioni. Dai. Ricordiamo che primo set 16-25, secondo 19-25 per la Rotoblast. Tanto poi fra un attimo chiedo ad Alan una cosa che non ho ben capito bene prima cosa intendeva, poi glielo chiederò. Vediamo prima il servizio su Barbolini.
Bortolotti, Livia Tresoldi vincente. 18-21. Volevo chiederti, visto che hai detto poco fa ha male al ginocchio, chi è che ha male? Marco, ho visto che teneva il ginocchio. De- Quando ha ricevuto. Probabilmente deve aver sbattuto male in una delle difese dell'ultimo punto. Comunque mi sembra gesto di intesa tra me e Marta Scannavacca. All'out, non c'è il toccamuro, no. E siamo sul 19-21. 2 punti ancora tra le due formazioni. Livia Tresoldi al servizio. Quindi attenzione. Vediamo Livia Tresoldi, ancora lei al servizio. Ma tutto il servizio, attenzione adesso. Morsato dal muro, Bortolot per Valentina Barbolini, Murata, out! E quindi 20-21. Un punto tra le due formazioni. Possiamo dire è veramente il primo vero set. Questo è davvero il primo set equilibrato della partita. Attenzione adesso. Ancora Livia Tresoldi al servizio per la Rotoblas. Battuto. Attenzione, pallonetto. E stavolta è vincente. Livia non ha potuto nulla stavolta. 22-20. Giulio Renta al servizio per la Euromontaggi Group Porto. Vediamo il servizio. Battuto su Scannavacca. Bortolot per Valentina Barbolini, Murata. E stavolta è vincente. Scusate il ma non si capiva se il punto arrivava o non arrivava. 21-22. Vai Bart. Elena Bortolot al servizio per la Rotoblas. Battuto il servizio. E vincente! Parità al palazzetto, al pala Porto Mantovano. 22 pari. Vediamo se Marone chiama il time out, ma direi di no. Anzi, grazie a Alan che me l'hai confermato. Forse mi ha detto che probabilmente devi averli esauriti i time out. Vediamo ancora. Stavolta buono il servizio. Attenzione, Murata. Attenzione adesso, vediamo se la sfrutta Barbolini. No, non c'è il toccamuro purtroppo. Non riesce a sfruttare. 23-22 il punteggio. Dai, subito! Attenzione, battuto su Marta Scannavacca. Bortolot per Beatrice Pozzoni. Oh, mamma mia la difesa. Questa potrebbe valere oro. E vale oro infatti questa difesa di Porto. 24-22. Quindi primo set ball della partita per la formazione di Biagio Marone, che adesso ha una grande possibilità di portarsi a casa il terzo set e riaprire la partita. Ancora Orienta al servizio, Scannavacca. Bortolot per Valentina Barbolini, pallonetto vincente. Annullato il primo set ball. Annullato il primo set ball. 23-24. Attenzione, vediamo se Valentina Barbolini riesce a portare la partita all'oltranza. Attenzione, vediamo se Porto la chiude. Murata vincente! Vale il 24 pari. Non avevi messo il master block. Non c'è il master block. Vabbè, ve lo faccio io. Master block. Valentina Barbolini 24 pari sull'ottima Murata. Vediamo se... Mamma mia, attenzione. E stavolta è vincente. 25-24. Set ball. Attenzione al cambio per la formazione di Marone. Allora esce la numero
16, scusate. Maela Fiorellini per Simona Galliero. Vediamo se Porto chiude questo set o se continua ad andare ad oltranza. Servizio su Marta Scannavacca. Bortolot per Beatrice Pozzoni. Invasione, sì, fischiata contro la NGA Sport. Quindi 25 pari il punteggio. Livia Tresoldi dentro. C'ha una grinta Livia oggi. Elena Gabriele al servizio. Vediamo Nuccia al servizio. Servizio molto normale questo. Vediamo l'attacco. Oh mamma mia, Gabrieli cosa c'ha? Poi Bagher. 26-25 il punteggio. Bortolotta ha dovuto fare un salvataggio miracoloso su quel Bagher, però ha dovuto regalare una free ball perché l'ha fatto troppo forte. Vediamo il servizio su Pozzoni. Bortolotta ancora per Beatrice Pozzoni. Moore. Vediamo se Porto chiude questo terzo set. Lo chiude. Si chiude per 27-25. Quindi, Dai! quindi possiamo dire che Porto non è morto in questo momento. Quindi, allora, pausa per i gold sponsor e torniamo tra poco per l'inizio del quarto set. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones shake you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones shake you? Do you feel your bones start to shake? 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 Do you feel your bones start
Take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your mind start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your mind start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your mind start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your mind start to take you out? Do you feel your mind start does it take you? Do you feel your mind start take you out? Take you out? Do you feel your mind start does it take you? Do you feel your mind start take you out? Take you out? Do you feel your mind start does it take you? Do you feel your mind start take you out? Take you out? Do you feel your mind start does it take you? Dopo possiamo dire, sembrava quasi una cosa fatta la vittoria della Rotoblast all'inizio del terzo set, invece
L'Euromontaggi Group Porto invece con una reazione d'orgoglio si è portata a casa questo terzo set, chiuso i vantaggi come potete vedere in sovraimpressione. Primo set 16-25, secondo 19-25 e il terzo finito come detto i vantaggi per 27-25. 2-1 il punteggio a favore della Rotoblast. Allora andiamo a ricapitolare i punteggi che hanno visto questa volta vincere con netto vantaggio Valentina Barbolini, che è stata cercata di più in questo terzo set, e al secondo posto in esequo Pozzoni e Tre Soldi, che praticamente in sto set Pozzoni e Tre Soldi non hanno fatto punti, allora a vederlo, sono per via 10 anche dal primo set mi sembrava, o erano 8 forse. Beh comunque Livia erano parità. Attenzione, il primo punto ovviamente è stato per la Pozzoni, sbagliato l'attacco. 2-0 il punteggio, quindi allora possiamo anche dire che forse questo terzo set potrebbe essere un motto di gioia e di carica per le ragazze di Biagio Marone, e forse un terrore un po' per la formazione di Luca Parlattini per una partita che sembrava già vinta, come detto in precedenza. Vediamo se c'è concentrazione, in realtà non c'è. Pozzoni un altro attacco, prima ha sbagliato, adesso murato. 3-0 il punteggio. Forse Luca potrebbe già arrivare a chiamare il primo time out dopo sole 3 azioni. Infatti me l'hanno confermato. Partita davvero malissimo la formazione di Luca Parlattini, che adesso si porta addirittura sul 3-0. Allora probabilmente le ragazze al momento hanno sentito il contraccolpo di aver perso di aver perso il terzo set in quel modo. Però vedo già che Luca ha già finito di parlare. Dopo soli di 15 secondi ha già finito di parlare alle sue ragazze, quindi probabilmente 3 robe in riga per fargli cambiare mentalità. Comunque le ragazze di Porto sono partite davvero alla grande, un 3-0, un buon attacco, un attacco sbagliato da parte della Rotoblast e poi una murata vincente. Quando si dice quando meno non te l'aspetti. Vediamo il servizio di Ghirardelli su Scannavacca e arriva l'ace. 4-0 il punteggio. Ha provato una ricezione Marte, poi confusione delle altre giocatrici e il punto si è concretizzato a favore della formazione di Biagio Marone. Servizio ancora di Ghirardelli, stavolta su Barbolini, Bortolotte per Valentina Barbolini, cercata tanto, stavolta il suo attacco è vincente. 1-4 adesso, e al servizio va proprio l'autrice dell'ultimo punto, Valentina Barbolini. Comunque un ottimo inizio da parte della formazione di Biagio Marone, che ha fatto un ottimo break di 4-0. E pronta Barbolini al servizio, battuto su Palumbo. L'attacco subito! Mamma mia che attacco veloce. E l'attacco di Galliero vincente. 5-1 il punteggio. Giulia Birignole al servizio. Battuto su Scannavacca e Galbero. Bortolot, Beatrice Pozzoni, stavolta vincente. Se 5-2 il punteggio. E Elena Gabrielli al servizio. Attenzione adesso l'attacco, mamma mia, a tutta potenza Magenzani è tutta potenza. 6-2 il punteggio. E va proprio lei al servizio. Magenzani al servizio per l'Euromontaggi Group Porto. Vediamo il suo servizio.
battuto in questo momento su Marta Scannavacca. Bortolotte, Livia Tresoldi, attenzione, free ball, Bortolotte, Beatrice Pozzoni. Adesso risponde davvero bene la difesa, funziona bene la difesa di Porto. Forse era proprio quello che mancava durante il primo e secondo set. 3-6 il punteggio, perché l'attacco di Brignole è andato a stamparsi in rete. Beatrice Postoni adesso al servizio per Rotto Blasbolano Volley. Vediamo Beatrice cosa fa. Battuto su Maghezzani, Oriente, e l'attacco vincente di Palumbo. Ricordiamo, molto conosciuta per 3 stagioni in terra lagarina tra le file dell'Issana. E ora Simona Galliero, pronta al servizio per la formazione di Biagio Marone, che sta conducendo la partita con 4 punti in questa quarta frazione di gioco. Servito su Galbero a 2 mani, Bortolotti in palleggio, attacco molto sbagliato da parte di Livia Tresoldi. Attenzione adesso, 8-3 il punteggio. Forse adesso Emma torna a sentire la stanchezza. Pronto il servizio di Galliero per Porto Mantovano. Stavolta out il servizio e quindi quarto punto per la Rotoblast, che adesso continua a tenere i 4 punti di distanco. Comunque vada, comunque Porto ci deve provare nel miglior modo possibile se vuole salvare almeno il punto e magari anche portarla al tie break e vincere magari la partita, perché ormai in questo sport mai dire mai, come dice la canzone di Elio e le storie tese. Non c'è il toccamuro, stavolta era nettamente out senza toccamuro. Come diceva la canzone di Elio e le storie tese per l'inno ufficiale della Lega Pallavolo Serie A femminile, la partita di volley diceva vince, perde, non si pareggia, tipo una roba del genere. Attenzione, Brignole, murata da Barbolini, ma stavolta la murata non si chiude nel miglior modo. Bortolotto per Valentina Barbolini, cercata tanto. Attacco sul libro Brignole in bagger. Attenzione, portata infatti. 9-5 il punteggio. Ah sì, adesso me la ricordo. Vinci, perdi, non pareggerai. Dopotutto questo è il bello di certi sport come la pallacanestro, il basket e la pallavolo proprio, che o si vince o si perde, non c'è il pareggio come nel calcio. E arriva l'ace, in bambola totale la formazione di Parlattini, che ormai è in balia dell'avversario in questo quarto set. 10-5 il punteggio. Ancora Orienta al servizio. Vediamo il suo servizio, dove lo batte su Marta Scannavacca. Bortolotte per Valentina Barbolini, murata, però la palla è in campo, è out, e il punto ovviamente per la formazione di Parlattini. 6-10 punteggio. Dai raghe, dai! Livia Tresoldi adesso al servizio per la formazione di Luca Parlattini, che ovviamente deve cercare una riscossa adesso, perché non ci saranno, perché sennò al tie break rischia di complicarsi non poco la partita. Servito su Palumbo, Oriente per Brignole in free ball, pallonetto di Maghezzani a 2 mani. Bortolotte per Valentina Barbolini, cercata tantissimo Barbolini adesso. Pallonetto, attenzione, Bortolotti si ferma in tempo sulla linea. Postoni vincente, sì. La palla ha toccato il... Presa, sì. Era buona. Non era toccata, era presa. Però... Per il modo in cui l'hai detto non si è capito veramente niente. Cioè che era riuscita a tirarla su. Sì. Ok. Invece l'arbitro gli ha dato... Sì.
Quindi 17 il punteggio su questa svista arbitrale che regala il punto del 7-10 alla formazione di Parlatini. Ancora 3 soldi al servizio per la formazione Lagarina. Vediamo il suo servizio. Battuto sul libero. Attenzione. Attenzione. In 2 sulla palla, sempre molto pericoloso. Barbolini, mamma mia. Il libero sta tirando su di tutto. Pallonetto Bortolotte. Livia 3 soldi, mamma mia. Netta. L'avevo intuito che poteva essere la doppia. Il ruolo che non è di un palleggiatore è sempre pericolosissimo andare a 2 mani. Al servizio Martina Palumbo per Porto. Servito su Pozzoni. Gabrielli non riesce a chiudere l'attacco. Murratta, forse era anche out, questa poteva anche forse lasciarla. L'attacco, mamma mia, Pozzoni se la salva ancora, però Barbolini concede free ball. Attenzione, adesso l'attacco in pallonetto e vincente. 12-7 il punteggio, 5 punti. Luca, devi cambiare, qualcuno è estratto. Quando si dice formazione corta, quando si dice la formazione corta, i cambi non ci sono. Questi sono purtroppo i risultati a livello fisico. Pozzoni, Bortolotti in bagger per Barbolini. Stavolta l'attacco è col tocco a muro e per la Rotoblast. 8-12 punteggio. Al servizio va Bortolotto. Out anche questo servizio. 13-8. Al servizio va la numero 10 Ghirardelli. Anna Paola Ghirardelli. Vediamo il servizio di Ghirardelli su Marta Barbolini. E ovviamente Brignole non si fa pregare, arriva al 14° punto. Allora, vedendo in che modo stanno giocando il quarto set, io la metto già abbastanza sul tranquillità. A meno che non ci sia un miracolo dalla Rotoblast, direi che sta partita andrà al tie break e forse... So che mi vorrete male, ma se giocano davvero così anche il quinto set sarà le prenderanno di santa ragione. Attenzione. Diciamo che dai commenti ti hanno ascoltato, Alan. Il servizio di Barbolini. Attenzione, la palla Murra. Pallonetto murato vincente. Questa volta un po'. Forse addirittura invasione, forse addirittura, perché mi è sembrato di aver visto il dito indicato sulla rete. Quindi 14-10 il punteggio. Dai Babu. Valentina Barbolini battuto. Vincente l'attacco di Galliero. 15-10. Giulia Brignole al servizio per la formazione di Biagio Marone, che è nettamente adesso padrona del campo. Battuto su Scannavacca. Bortolotte per Beatrice Pozzoni, che attenzione in 2 sulla palla, sempre pericolosissimo. L'attacco di Pozzoni stavolta è vincente. Livia 3 soldi, entra al posto di Marta Scannavacca, come tipico di quando al servizio va alla centrale opposto. Quindi Elena Gabrielli pronta alla battuta. Servito su No. allora Ho sentito un tirone.
Allora l'arbitro, nonostante abbia stoppato la palla perché deve aver sentito male, ha dato il punto alla Rotoblas. 15-12 punti, perché ho visto il gesto che campo e poi portata. Vediamo adesso. Attenzione, mamma mia che bordata della Magazzani, che si è ripresa subito, possiamo dire così. Vediamo Manghesani al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Siamo sul 16-12 il punteggio. Sono sempre 4 punti a separare le due formazioni. Servito su Scannavaca, Bortolot. Livia Tresoldi vincente. Brava Livia! 13-16 il punteggio. Fa davvero caldo qui al palazzetto dello sport di Porto Mantovano. Infatti sono costretto a parlare senza occhiali perché mi si continuano a pannare, se no. Vediamo il servizio di Pozzoni su Magazzani. Attenzione l'attacco. Attenzione. Galvero. Mamma mia che ha tirato su. Cosa ha tirato su? Cosa ha tirato su Montagnani? Allora è uscita la numero 18 Galliero per la numero 5 Guarnieri, che va lei al servizio. 17-13, però che ingenuità della formazione di Luca Parlattini, perché il pallonetto secondo me andava out senza il tocco. Vediamo il servizio di Guarnieri su Barbolini. Bortolot. Livia Tresoldi. 17-14 il punteggio adesso. Emma Galbero. C'è bisogno dei punti delle schiacciatori di Beatrice, di Vale e di Emma. Vediamo se iniziano a tornare. Attenzione, palla su Scannavaca, Bortolot per Valentina Barbolini. La palla è out e non c'è il toccamuro. Quindi siamo sul 18-14. Probabilmente poteva starci forse il toccamuro, ma in realtà il toccamuro non c'è stato. Oriente al servizio. Attenzione che Giulia Oriente è stata autrice di tanti ace in questo quarto set, quindi attenzione. Marta Scannavacca, Bortolot per Valentina Barbolini, Muratta, però la palla resta nel campo e Brignole su Galbero. Bortolot, Beatrice Pozzoni, vediamo se torna lei. È tornata e Beatrice Pozzoni anche lei al punto. 15-18. Allora Livia Tresoldi adesso. Allora vediamo Livia. Attenzione a Oriente. Brignole. Emma Galbero. Bortolot. Beatrice Pozzoni, Muratta. Gabrielli, Bortolot per Valentina Barbolini. Ancora la difesa. Free ball. Pozzoni, Bortolot. Elena Gabrielli. 16-18. il punteggio. Livia Tresoldi ancora lei al servizio. Vediamo se coach Marone chiama il time out. No, lo chiama il time out, quindi ancora Tresoldi al servizio per la formazione di Luca Parlattini. Vediamo il servizio. Attenzione su Magazzani. Oriente, l'attacco velocissimo non va a buon fine. Gabrielli in palleggio. Attenzione. Mamma mia che bordata di Magazzani. Però che palleggio anche di Oriente, che qui l'ha messo in una zona che non si aspettava nessuno probabilmente. Martina Palumbo al servizio per la Lengia Sport. Attenzione, vediamo il servizio. A baciare il net. Bortolot, Valentina Barbolini che inizia lei a mancare adesso. Scannavacca, Barbolini in bugger per Beatrice Pozzoni. Vediamo se pallonetto
Attenzione. Murata! Murata di Elena Gabrieli. Monster block di Elena Gabrieli. Monster block. Il fatto che dallo spavento mi ha fatto battere il microfono. Allora, adesso al servizio dovrebbe esserci la Barbolini. No, sì, lei è la Bortolotti, scusate. C'è una Brignole. Bortolotti, toccata la rete. Pronti i cambi anzi, il cambio, anzi, perché in realtà entrava la centrale ed esce una centrale. È uscita Martina Guarnieri ed è entrata Galliero. E ora Ghirardelli al servizio per Porto Mantovano. 3 punti a separare le due formazioni. Ancora su Scannavacca. Bortolot, Valentina Barbolini, vediamo se torna. Valentina è tornata anche lei. Vai, Vale! Valentina Barbolini firma il 18° punto per la Rotoblas. Comunque le ragazze di Porto non devono mollare e Valentina Barbolini al servizio. Tensione, Oriente proprio per Maghesani, praticamente a muro zero. Attacco a mani a muro zero. 19 non è il punteggio giusto, in realtà è 21-18. Giulia Brignole al servizio, 3 punti ancora tra le due formazioni. Battuto. La palla è out. Emma che l'ha lasciata un po' andare non pensando che andasse fuori, quindi 19 a 21 e il cambio che prevedeva Alan magari è entrato adesso. Nicola Ianeselli entra adesso per Elena Gabrieli. No, intendevo dire che tu dicevi prima magari cambi più freschi prima. Vediamo Ianeselli, battuto. Oriente in bugger per Maghesani, che è veramente il valore aggiunto in questa partita per la Porto. Primi 2 set annullata per bene e dal terzo in poi è iniziata a macinare punti. 3 punti ancora tra le due formazioni, 22-19. Maghesani al servizio. E intanto che vi parlo, novità, per me sarebbe il primo tie break se davvero dovesse veramente arrivare questo ribaltone. Bortolot, Emma Galbero. Attenzione adesso l'attacco di Palumbo vincente. Siamo sul 23-19. L'ombra del tie break sta diventando sempre più cupa sulla formazione di Luca Parlattini. Però come si dice, se le partite non le sai chiudere quando c'hai le chance, dopo ti demoralizzi tanto. Guardate adesso Galliero 24-19. Ricezione sbilenche e arriva il 24-19. Set ball per la Euromontaggi Group Porto, che sta per riaprire la partita. E devo dire con grandissimo merito, perché in questo quarto set hanno giocato davvero una grande pallavolo che nei primi 2 set non si è proprio vista. Barbolini, Bortolot per Rivia, 3 soldi, la palla è out. Nettamente in bambola la formazione di Luca Parlattini e perde meritatamente questo quarto set. 25-19, quindi partita riaperta da un possibile vittoria 3-0 a un 2 a pari che lascerà davvero tanto l'amaro in bocca ai tifosi del Volano Volley. Allora, noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco per l'inizio del tie break, che sarà davvero molto infuocato.
Allora, siamo di nuovo in diretta con il palazzetto dello sport di Porto Mantovano. La reazione che non ci si aspetta dopo un terzo set equilibratissimo, un quarto set giocato sul filo della perfezione dall'Euromontaggi Group Porto, che ha vinto questo quarto set e quindi è riuscita nel migliore dei casi a portarsi a casa almeno il punto addizionale dalla partita, dopo che per 2 set non ha visto quasi la partita. Allora ripetiamo i parziali come sono finiti: 16-25 il primo, 19-25 il secondo, 27-25 il terzo e 25-19 il quarto set. Ora siamo arrivati al tie break e vi ricordiamo, chi segue da poco la pallavolo, che il tie break si concluderà quando la prima squadra arriverà al 15° punto. Vediamo se la formazione di Luca Parlattini riuscirà a riscattare un bruttissimo quarto set, o se riuscirà con una buona reazione a salvare almeno i 2 punti, perché sennò rischierebbero davvero di buttare perdonatemi i termini, in vacca una partita che sembrava già vinta. Beh, restate con noi per seguire questa ultima frazione di gioco, che sicuramente non smetterà di regalare scintille, secondo me. Vediamo il primo servizio sarà affidato alla formazione di Biagio Marone. Palumbo al servizio. Palumbo e la numero 9 Manghesani sono risultate i 2 terminali più forti, soprattutto di questa partita per Porto. Livia Tresoldi manca l'attacco. Vediamo adesso l'attacco Murato, però attenzione Brignole, smorzato il suo attacco. Scannavackenbagger, Bortolotte per Beatrice Pozzoni. Vincente, il primo attacco è per la Rotoblast. 1-0 il punteggio. Ai. Tanto mi sa che si è acceso un po' il riscaldamento, perché sento dei rumori. Le raffredda. Sì, come se non fosse già esatto. Bene, qua la sedia non funziona. Beatrice Pozzoli al servizio. Attenzione adesso Brignole, il suo attacco in pallonetto. Bortolotto, Scannavackenbagger, Beatrice Pozzoni. Attenzione. Bortolotto, Pozzoni vincente. 2-0 il punteggio. Scusate, Livia Tresoldi. La fatica la sento anch'io dopo 4 set. Per me è il primo tie break da quando inizio a fare il telecronista, quindi non sono abituato a parlare così tanto. Al servizio ancora Pozzoni. Attenzione, l'ace vincente. Disattenzione di Montagnani e Maghesani, vale il 3-0 per la Rotoblast. E allora Biagio Marone chiama subito il suo time out. E visto che prima il time out non ve l'avevamo mostrato, Ci sta dentro. Prossimo dai. Ormai sono tagliata. no, dicevo, scusate, allora che 3-0 il punteggio, time out di Biagio Marone. La formazione di Luca Parlattini è iniziato, diciamo bene, questo quinto e ultimo set di questa partita. Le squadre rientrano in campo adesso e siamo sul 3-0. 2 pari il punteggio. Vi ricordiamo, a chi si fosse sintonizzato soltanto ora, che i primi 2 set li ha vinti la Rotoblast. Il terzo set in equilibrio totale se l'ha aggiudicato dopo ai vantaggi la formazione di Mantova, e il quarto dominando ancora Mantova, portando la partita al tie break. Tacco out. Siamo sull'1-3 adesso. Anna Paola Ghirardelli al servizio. Emma sbaglia un attacco molto elementare questo. Forse voleva l'invasione sua, però è arrivato dopo che la palla era uscita. Ghirardelli, battuto il servizio, Bortolotte. Ancora a cercare Emma Galvero, Muratta, Bortolotte, Livia Tresoldi. Attenzione! E questa volta portata giusta, però Livia Tresoldi ha dovuto fare un attacco alla disperata e
e si è trasformato nel punto del 4-1. Galbero comunque, adesso vediamo se è pronto a smentirmi, però Galbero partita abbastanza malino in questo tie break, sente tanto la fatica probabilmente. Vediamo adesso Brignole, Scannavacca, vediamo Barbolini su attacco Murata. 2-4 il punteggio. L'urlo di Giulia Oriente che dice punto, per dire il muro è mio e il punto è mio. Giulia Brignole ancora adesso al servizio per la Euromontaggi Group Porto. Tutto il servizio su Marta Scannavacca, Bortolot, Valentina Barbolini in pallonetto. Mamma mia, ma questi sono palleggi che non si devono sbagliare. Bortolot ancora per Barbolini, ancora all'ennesimo attacco. Ancora su Barbolini, l'attacco Murato. Però non si... Però Bortolot qua ha fatto un'ingenuità, quello che dicevo prima nel primo set. Ma non si può fare al palleggio 3 attacchi sulla stessa persona, sono troppo intuibili. Mamma mia, Bortolot, ma che cosa ha combinato? Sarà la quarta volta che serve per 3 volte di fila la stessa giocatrice. Time out, prendiamoci una pausa e andiamo a mandare lo spot del Trentino, perché qui ci serve, torniamo tra poco. Di nuovo in campo quando siamo sul 3-4 il punteggio. Vediamo se Elena Bortolot si riscatta dopo questa ennesima monotonia di attacchi. Scannavacca, Bortolot per Beatrice Pozzoni. Stavolta decide di cambiare la giocatrice in attacco e la mette al centro per Pozzoni. E arriva il quinto punto per la Rotoblast. 5-3 il punteggio. Livia Tresoldi adesso al servizio. Non è ancora lì, guarda. No, guardala lì. Non ha cambiato nessuno ancora. Attenzione. L'attacco velocissimo di Galliero, però c'era anche l'invasione fischiata contro la Rotoblast. Quindi siamo sul 4-5 adesso. Magenzani al servizio. Secondo me lei sarà secondo me è stata la migliore del Porto. Vediamo il suo servizio. Battuto su Pozzoni. Bortolot per Valentina Barbolini. Vincente il suo attacco. 6-4 il punteggio. Ricordiamo che al momento è Barbolini proprio la top score della partita della Rotoblast. Se ho visto bene i punteggi, se li ho visti bene poco fa. Sì, con 17 punti era lei la top score. Anche se però era a pari punti con Brignole. Pozzoni toccato il muro e quindi arriva al settimo punto per la Rotoblast. 7-4 il punteggio. 7-4 il punteggio. Adesso va al servizio ancora Pozzoni. No, scusate, Elena Bortolot al servizio, sì. Battuto. Oh! L'ace di Elena Bortolot che... Brava Bart! Scusate se lo dico, manda un bel vaffa al sottoscritto dicendo io ci sono ancora in partita. 8-5. E in questa piccola pausa set parliamone un po'. Siamo sull'8-4 adesso. E quindi su questo punteggio ovviamente c'è il cambio campo alla fine della prima metà del tie break, perché come dicono le regole, quando la prima squadra arriva all'8º punto c'è il cambio campo. Allora, 8-4 il punteggio. Elena Bortolot che con questo ace ha un attimino riscattato l'errore. Adesso cerco di parlare a bassa voce perché sennò... Dai ragazzi, dai!
Allora, Elena Bortolotta adesso si prepara al servizio per la formazione di Luca Parlatini, che adesso ha 4 punti di vantaggio. Se ho capito bene, ha detto di passare alla numero 5. Metterla in posto 5 probabilmente. Staremo a vedere. Allora, siamo pronti. L'arbitro che ovviamente fa il check per capire se le rotazioni sono al posto giusto, perché ovviamente una posizione sbagliata vorrebbe dire fallo, e un punto alle avversarie. Elena Bortolotta adesso ancora lei al servizio, autrice dell'ace poco fa, stavolta di pochissimo out, però ci stava. Provarla a rimettere in quell'angolo lì. 5-8 il punteggio. E adesso esce la numero 18 Galliero per la numero 5 Guarnieri, e al servizio va proprio colei che ha preso il posto di Galliero. Dai raga, dai! Vediamo il servizio di Guarnieri. Vediamo il suo servizio battuto su Pozzoni. Portata di Bortolotta. 6-8 il punteggio. Ancora Guarnieri al servizio per la Euromontaggi Group Porto. Vediamo il suo servizio. Battuto su Scannavacca, Bortolotti in bagger per Valentina Barbonini, ancora cercata lei, Murata. 7-8. 7-8. Allora, io fossi Luca Parlatini, adesso non perché voglio fare il presuntuoso, ma secondo me una palleggiatrice che fa troppi palleggi nella stessa giocatrice deve essere cambiata. Dai raghe. Piuttosto la sacrifichi per qualche punto. Palla out. Per poco è out, quindi nono punto per la Rotoblas. 7-9 adesso il punteggio, per come lo vedete dalla vostra inquadratura. Valentina Barbolini adesso si prepara al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Vediamo il servizio. Tutto, attenzione. Free ball adesso, Barbolini adesso, free ball. Bortolotta per Beatrice Pozzoni, Murata. Un altro piccolo ancora un errore di Bortolotta. Ancora un errore di Bortolotta. Dai, subito il cambio. Guarda, io lo dico con tranquillità. Se intanto c'è il time out per la formazione di Luca Parlatini. Vediamo. 8-9 il punteggio. Dai raghe, dai! Squadra nuovamente in campo. Luca Parlatini ha usato tutti e due i time out, quindi credo che da adesso in poi, se non c'è Biagio Marone che ne ha ancora uno, dovremmo andare diretti fino alla fine della partita. Attenzione, vediamo il servizio battuto su Emma Galbero. E a cercare Elena Gabrieli, quindi arriva il punto del 10-8. Adesso il cambio è Livia Tresoldi. Entra in campo lei e ovviamente Ianeselli lascia il posto a Gabrieli. Scusate, Gabrieli lascia il posto a Ianeselli. Nicole Ianeselli al servizio per la Rotoblas. Volano volley. Vediamo il servizio di Nicole. Battuto, attenzione, arriva l'ace. Nicole Ianeselli. 11-8. Forse Biagio Marone chiamerà il suo ultimo time out. E eccolo qui. Allora, spot del Trentino perché siamo veramente cotti. Tra poco. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Vai Niki. 11-8 il punteggio qui al Palazzetto dello Sport di Porto Mantovano. Due pari il punteggio dei set. 11-8 il punteggio del quinto e ultimo set di questa partita. Ancora Nicole Ianeselli al servizio per la Rotoblas.
Vediamo il suo servizio. Attenzione l'attacco. Barbolini. Emma Galbero murata. Però non andava fuori. Beatrice Pozzoni forse cambia l'attacco. E Vincente! Ingarbugliata un attimo la difesa di Porto. 12-8 il punteggio. Ancora Ianeselli al servizio per la Rotoblas. 12-8 il punteggio. Ancora il servizio di Ianeselli. Attenzione, mamma mia. Ha battuto un altro buon servizio. In campo. Peccato davvero. 9-12 adesso. 3 punti a separare le due formazioni. Dai, Che è stata molto bene questo attacco. Però ottimi anche i servizi di Ianeselli. Veramente molto, molto buoni anche i suoi servizi. Adesso Marta Scannavaca è entrata dentro al posto di Ianeselli. Vediamo il servizio proprio su Marta Scannavaca. Bortolotte per Emma Galbero. La difesa. In due sulla palla Bortolotte e Pozzoni. 10-12. Dai, nostro. Servizio Palumbo adesso. Se ho letto bene il numero da lontano. A 17 Palumbo sicuramente. Martina Palumbo battuto su Beatrice Pozzoni. Bortolotte. Livia 3 soldi. Livia ha toccato la rete. Livia ha toccato la rete. Sì, ma l'arbitro... Quindi dovrebbe essere 11-12 il punteggio adesso. Infatti è confermato quello. L'avevo vista io in diretta. Livia ha messo le mani sulla rete. Livia. No, non era a terra. 11-12, ingenuità di Livia 3 soldi. Che potrebbe costare carissima. Perché questo poteva essere un punto della Rotoblas, invece si è tramutato in un punto per la formazione di Viaggio Marone. Battuto il servizio su Pozzoni. Bortolotte per Beatrice Pozzoni che era in ricessione. Punteggio che adesso va su 13-11. Palla out, attenzione. Non so. Dai. Vediamo se l'arbitro alza solo le mani, quindi era solo una verifica. 13-11 punteggio. Beatrice Pozzoni al servizio per la Rotoblas. Vediamo il suo servizio. Battuto, attenzione, muro 0, murata, attenzione, adesso ancora una possibilità per Porto. In bagger il libero. La murata! Ancora. E alla fine si tramuta in un punto per Porto. 12-13. Dai raga, dai, questa! 13-12. Cambio, attenzione. Guarnieri lascia il posto alla numero 18 Galliero. E il secondo cambio invece è la numero 16 Fiorellini che entra al posto della numero 10 Anna Paola Ghirardelli. C'è sempre un solo punto a separare le due formazioni. Dai raga, dai! Vediamo il servizio della battuto. Barbolini con l'audio del net. Galbero in pallonetto e free ball, attenzione. Sfruttandola bene. Livia 3 soldi. 14-12. Match ball per la Rotoblas. Volano volley. Però adesso bisogna chiuderlo bene questo attacco. Emma Galbero al servizio. Punteggio di 14-12. Vediamo il servizio. Battuto. Emma Galbero, la donna della provvidenza, la giocatrice milanese, porta la Rotoblas a vincere la partita per 3-2. 15-12. Una partita interminabile si chiude con un dolce
leggermente amaro per la Rotoblast per il finale di terzo set, però tutta da abbracciare Emma Galbero perché il suo ace è il risultato decisivo per questa partita. Allora, aspettiamo solo che Andrea Zeni ci manda il punteggio finale del tabellino per dirvi chi potrà essere premiata come MVP di questa partita e poi vi salutiamo perché veramente la diretta è durata tantissimo. 12-15, ricapitoliamo: 16-25 il primo, 19-25 il secondo, 27-25 il terzo, 25-19 il quarto e il tie break 12-15 per la Rotoblast Volano Volley. Che Livia Tresoldi, guardatela. Allora, intanto Alan che vuole andare in campo forse. Facciamolo passare. Facciamolo andare in campo. Saluta i tifosi. Allora, intanto lasciamo che Alan se ne vada in giro con la telecamera. Madonna, guarda che roba qui per portare un po' di gioia, farvi vedere la squadra, guardatela qui, smontata l'attrezzatura. Allora, Andrea, quando sei pronto, vediamo se ci mandi il tabellino, che così magari chiudiamo sta diretta perché siamo stanchi morti di stare qui. Allora, ricapitoliamo la fine dei parziali: 16-25 il primo, 19-25 il secondo, 27-25 il terzo, 25-19 il quarto e il quinto e ultimo 12-15. Allora, vediamo se arriva il tabellino perché vogliamo sapere chi è l'MVP di questa partita. Intanto il nostro nuovo cameraman, il nostro cameraman qui, Romano Matricardi. Andrea? Ok, allora intanto inquadriamo la squadra, guardatela qui, che dopo tanta paura si è portata a casa una vittoria.